Il percorso di oggi inizia da questo splendido parco denominato Parco della Favorita e da qui ci porterà a conoscere dei veri e propri centenari. Ci troviamo a Valdagno, in provincia di Vicenza, e questo parco è legato a doppio filo con la storia della famiglia Marzotto. Se vi va, vi lascio qui in sovraimpressione il link al video dedicato alla villa Trissino Marzotto che si trova in questa zona. Andiamo! Bene, dal parcheggio della Favorita passiamo la prima rotatoria e poi a ridosso della seconda prendiamo via Dottor Dallago sulla destra, strada che ci porta, è asfaltata ed è una strada che ci porta anche alle pareti di roccia dove vanno a fare allenamento per arrampicate. Bene, una volta che arrivate alla Madonnina prendete l'entrata del parcheggio e salite per il sentiero che si implica sul bosco. Ora vi faccio vedere anche dall'alto la Favorita e così vedete un quadro. Praticamente noi siamo venuti, adesso vi faccio vedere con il solito dito, da questo gruppo di alberi. Questa è la Favorita. Ci troviamo qui, noi dobbiamo prendere questo sentiero. Allora, non preoccupatevi, il primo tratto di salita è abbastanza impegnativo perché si sale subito e si conquista subito l'altezza, quindi partite insomma con una buona colazione, ecco. Comunque merita, si sente in lontananza appunto la strada, quindi sì, siete in mezzo al bosco ma non siete dispersi nella natura. Come potete notare, questi sono i fiori delle fragoline di bosco che attualmente sono in fiore visto la stagione. Tra un po' potrebbe essere interessante farci un giretto. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Come potete vedere il percorso si fa più dolce, siamo usciti dal bosco, siamo quasi in quota. Mamma mia ragazzi, è stupendo. Dunque, giusto per farvi capire dove siamo, questo è il solito Marana, lì c'è la conca di Requarmille, questo dove ci sono le antenne, il sentiero che abbiamo fatto l'altra volta dal Maglio di Sopra, sempre di Valdagno, qui è la parte che va al Maglio di Sopra, con la fabbrica di Marzotto di Maglio di Sopra qua.
Qui nascosto un po' dagli alberi appunto c'è il Senjo alto dove c'è il Bafelan. Qui nascosto ovviamente dalla collina c'è Valdagno e proprio la parte sotto, la parte sopra invece è il castello. Ecco, ora vi dirò di più. Quella che vedete, che inquadro ora in mezzo alla collina, poi sotto vedete la città di Valdagno con la sua chiesa, lì. Quella che inquadravo è la villa di Matteo Mazzotti. Lui quando arriva mi ricorda, infatti vedete che c'è una piattaforma. A Valdagno, comune italiano di circa 25.000 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Il suo territorio va dai 214 ai 1340 metri sul livello del mare, conosciuto tra l'800 e il 900 per la nascita della fabbrica tessile Marzotto e sede della catena alberghiera italiana dei Jolly Hotels. Il suo nome deriva dal torrente Agno che lo attraversa. Fu feudo della famiglia Trissino, famiglia di origine tedesca, che vi costruì 2 castelli, uno sulla collina sovrastante il centro storico, completamente distrutto, e l'altro sul colle di Panisacco, del quale vi rimane traccia nell'attuale santuario di Santa Maria. In sovrampressione vi lascio il link al video interessato. La famiglia Marzotto avvia nel 1836 l'industria della lana, per cui è diventata famosa. Fatemi sapere nei commenti se vi può interessare un approfondimento sul paese. E noi da qui proseguiamo sulla destra. Qui siamo circa a 100 metri dalla strada dei Maronari, effettivamente. Ovviamente vi consiglio di venire a vederli nella stagione appropriata, tra settembre e ottobre. Ecco, qui se volete con i vostri bambini potete lasciare un sasso con il nome o un messaggio. Ce ne sono parecchi. Quindi ne prenderemo questa strada, ma prima vi voglio far vedere un paio di cose che sono stupende. Cioè, ma guardate che meraviglia, hanno fatto anche il rifugio Fraccaroli, versione piccola, no? E qui su c'è Cima Tibet con la croce, bella. Questa è stata fatta e sistemata da privati cittadini, quindi diamogli l'onore. Qui c'è un riassunto di dove ci troviamo con una cartina. Ognuno di questi maronari che sono stati piantati hanno il nome di qualcuno. E potete vedere dalla freccia si segue la strada bassa, non questa più alta ma questa più bassa. E qui, come potete vedere dall'indicazione manuale, si segue a destra. Praticamente stiamo letteralmente girando attorno ai Maronari, strada dei Maronari. Eccola qua, mamma mia. Sì, adesso li vedete spogli. Io ho fatto questo sentiero, siamo alla fine di aprile, di un aprile abbastanza strano, molto particolare. Guardate che belli anche questi, tutti fatti a mano, cioè,
i nostri maronari. Noi di qui proseguiamo sempre diritto. Si sale ancora, a tratti è un po' più impegnativo, a tratti un po' meno. Secondo me si può fare tranquillamente anche con le scarpe da ginnastica, purché non veniate dopo che ha piovuto, perché è fangoso. Riccio decisamente dalla stagione scorsa. Ci troviamo quasi sulla sommitale, proseguiamo sempre. Allora non so se riesco a prenderli, ma ci sono i petali che stanno cascando dagli alberi, come vedete ce n'è parecchi per terra. Ricorda un po' i giardini giapponesi. Bellissimo. Qui ragazzi siamo proprio al cospetto di veri centenari. Mi soffermo a questa distanza perché sono talmente grandi che è impossibile da inquadrare da vicino. Il Maronaro Guerine 1700. 1675, cioè è una cosa incredibile. Adesso io non so a voi, ma a me stare al cospetto di questi grandi alberi antichi fa venire in mente quanto piccola e insignificante è la nostra esistenza e quanto è un battito d'ali e siamo subito alla fine, per cui godetevi ogni secondo. C'è una fonte storica che però non so se è potabile. Noi veniamo da questo sentiero, adesso noi prendiamo a sinistra lungo questa strada che non è asfaltata ma è cementata. Se vi va potete andare fino a Contrada Preti, che c'è una bellissima Madonnina dipinta su una casa. Ci sono le case tipiche della Contrade con una fontana che però purtroppo non c'è scritto se è acqua potabile. Magari potete chiedere se trovate qualcuno lì in Contrada. Bene, qui cominciamo un po' la discesa per tornare ad Anello all'inizio del nostro percorso. Questa è più o meno la strada che rientra, quindi a parte il primo tratto che scende abbastanza velocemente ed è appunto in cemento, poi diventa una stradina sterrata in mezzo al bosco. Ci sono delle località che non sapevo neanche io esistessero, località Passarotto questa. E quella che vedete dietro di me è la famosa palestra di roccia di cui vi parlavo prima. Ce ne sono due, una qui e una un po' più avanti, se a qualcuno può interessare.